Se qualcuno pensa di, come dire, limitare anche l'azione comunicativa del nostro partito, noi invece abbiamo scelto di incominciare a muoverci, di cominciare a parlare ai cittadini, stare in mezzo alla gente, nei mercati, sui manifesti. Il suo campeggia in bella mostra con Giorgia Meloni. Quello del candidato governatore in pectore Luca De Carlo è fuori già da tempo, ma non chiamateli manifesti elettorali, solo messe a disposizione, perché se è vero che ufficiosamente le liste sono sul tavolo e i nomi circolano, Fratelli d'Italia non ha ancora modo di ufficializzarle. Difficile capire come comporle in modo definitivo se non si sa chi sarà la scelta finale sulla corsa governatore e non solo. Il messaggio verso Palazzo Balbi è diretto. Non abbiamo ancora una data, non abbiamo ancora ovviamente nessuna idea su quando realmente si andrà a votare. Solitamente prima si dà la data, giusto? Prima si dice quale sarà la data, come è successo anche nelle altre regioni, e poi si ufficializzano i candidati. Per cui noi siamo in attesa, però non è che possiamo aspettare che esca la data. Fratelli d'Italia esce, e perché abbiamo lavorato in questi anni tantissimo nel territorio, sul radicamento territoriale, nei municipi. Fratelli d'Italia scalpita e vuole risposte. Nelle stesse ore a Udine un Matteo Salvini serafico si dice tranquillo. È plausibile che il candidato venga scelto proprio quello delle Marche? Io spero che venga scelto il prima possibile, perché ho incontrato tanti imprenditori, tante associazioni, tanti cittadini, non vedono l'ora di scendere in campo e di vincere. Quindi l'obiettivo è vincere, convincere. Come Lega abbiamo tante idee, tanti uomini da proporre. Il mantra Lega resta il Veneto al Carroccio. I meloniani sono convinti che la matematica sia dalla loro parte e non è più questione soltanto di voti alle politiche o alle europee, altra stoccata agli alleati. Qualcuno in passato ha detto che Fratelli d'Italia prendeva voti solo alle politiche e alle europee e come dire, nelle elezioni territoriali invece non prendeva voti. Questa è per noi la dimostrazione che non è come qualcuno vuole raccontare, perché è cambiato il mondo negli ultimi anni. Noi siamo una forza credibile, forte anche sul territorio. Se qualcuno pensa, come dire, di fermarci, questo non è così. Ingrediente per un piatto che più piccante non si può sul tavolo imbandito per il centrodestra, mentre tra i papabili per il Carroccio il segretario federale tende a escludere uno dei nomi in ballo, quello di Lorenzo Fontana. Lorenzo sta facendo benissimo il Presidente della Camera, non so che intenzioni abbia, ma immagino che voglia continuare a fare il Presidente della Camera.